Parliamo di telecamere e targhe. Ciao, sono Davide Marcomini e nella vita faccio l'installatore di sistemi di sicurezza. Sono anche l'ideatore e fondatore del portale Top Security Advisor e autore della guida antifurbo. Nel canale aiuto l'utilizzatore a districarsi nel mondo dei sistemi di sicurezza. Nel video di oggi vorrei parlare di telecamere e targhe. Perché capita spesso che l'utente cerchi di capire come mai la sua telecamera non è in grado di leggere la targa, oppure le forze dell'ordine ti chiedono se è possibile estrapolare il numero della targa della tale automobile che è passata quel giorno a quell'ora. Andiamo a vedere perché innanzitutto una telecamera che vede benissimo, che ha una risoluzione buonissima, bellissima, che ha un'immagine splendida, non dovrebbe essere in grado di leggere una targa. Parliamo di telecamere come ce ne sono tante, questa è un esempio. Quante telecamere simili a questa ci sono in giro, eppure questa non è una telecamera in grado di catturare le targhe. Vediamo un po' perché. Innanzitutto diciamo che potrebbe essere in grado di leggere le targhe, ma attenzione alle condizioni. Questa è una telecamera infatti che potrebbe benissimo leggere le targhe, ma in orari diurni, cioè durante il giorno la mia telecamera, e se l'auto non sta passando a velocità folle, potrebbe anche essere in grado di leggere la targa, ma sicuramente non è in grado di farlo di sera. Perché? Perché non è fondamentalmente una telecamera LPF. Che cosa significa LPF? LPF è l'acronimo di Long Pass Filter, che è una condizione tale per cui la telecamera gioca sui valori di illuminazione andando a riconoscere proprio la targa senza essere accecata, abbagliata dalle luci di contorno. Eh sì, perché sappiamo benissimo che di notte le telecamere funzionano in bianco e nero, ovvero in modalità notturna, e quindi accendono gli infrarossi. Gli infrarossi però non sono in grado di compensare l'illuminazione dei fari, delle lampadine delle auto, delle lampadine delle targhe, e anzi a volte riescono addirittura ad abbagliare la targa, motivo per cui quella targa non sarà letta nel modo più assoluto. Per leggere le targhe, infatti, ci sono delle telecamere apposite che, oltre ad essere LPF, addirittura potrebbero contenere un software ANPR. ANPR è un altro acronimo che significa Automatic Number Plate Recognition, o anche LPR, License Plate Recognition, cioè software integrati nella telecamera, studiati appositamente per rilevare i numeri e le lettere delle targhe. Ma a noi basta leggerla, quindi non parliamo di ANPR, non parliamo di LPR, soffermiamoci sulla riconoscibilità di quella targa. Ecco, purtroppo ci sono telecamere che tramite tarature particolari riescono ad ottenere un risultato simile all'LPF, e ci sono telecamere che hanno al loro interno questo filtro denominato LPF. Altre telecamere
in assenza di LPF o in assenza di queste particolari tarature non saranno mai in grado di leggere una targa in condizione di scarsa illuminazione e tra l'altro sarà per loro anche molto difficile farlo in condizioni di buona illuminazione. Spero di averti dato un buono spunto sul quale riflettere. Ringrazio tutti coloro che si sono iscritti al canale. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti, spunta la campanella per non perderti gli aggiornamenti che andrò a pubblicare in futuro. Ti aspetto nei prossimi video. Ciao!